città futura si costruisce mettendosi in mezzo, tra flussi e luoghi. E le migrazioni sono volti, interroganti, che disegnano, e qui ha ragione Bergoglio, la città che viene. Invece se gli orsi polari si estinguono, è probabile che proliferino le loro prede, le foche, ma le foche sono grandi mangiatrici di pesce e quindi ci sarà un impatto sugli stock ittici dell'Artico, che però non vivono isolati nell'Artico, hanno delle interazioni con altre specie e si mette in moto una catena che potrebbe finire con l'improvvisa sparizione di una specie di pesce sulle coste di un paese in via di sviluppo, una specie su cui delle popolazioni hanno contato per 200-300 anni. Allora questi cosa fanno? Ce ne saranno alcuni un po' più bravi che si trasformano da pescatori in agricoltori o in commercianti, eccetera. I più deboli hanno un'unica via d'uscita che si chiama illegalità. Mi arruolo con l'ISIS, comunque devo campare.